Buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa 13ª festa delle Meridiane di Aiello. Anche quest'anno ce l'abbiamo praticamente fatta. È sempre dura riuscire a organizzare, diciamo, una festa di questo tipo, ma ormai ci siamo ben allenati, vero signor Sindaco? No? E c'è la festa tradizionale, diciamo, comune, no? Con mercatini, mercato, poi c'è il tendone della Proloco, e naturalmente il benvenuto è da parte del Circolo Culturale La Varca, dell'amministrazione comunale di Aiello e della Proloco di Aiello e Ioannis. E quest'anno abbiamo questa bella conferenza qui che abbiamo iniziato adesso. Abbiamo la mostra delle Meridiane e del Friuli Venezia Giulia, antiche e moderne. Abbiamo altre due mostre d'arte, di pittura e una particolare in paste colorate da due artisti locali nostri. E poi la festa naturalmente prosegue con l'inaugurazione di un monumento gnomonico di particolare interesse subito dopo qui la conferenza alle 12:15, e nel pomeriggio ci saranno vari spettacolini e alle 17:15 invece abbiamo il clou della giornata con l'inaugurazione delle 4 nuove meridiane che si aggiungono alle altre 80 meridiane di Aiello realizzate quest'anno, quindi un bel numero. E per quanto riguarda i relatori, ne abbiamo 4 come argomenti quest'anno. Abbiamo Ermanno Dentesano, che poi vi presenterò, poi abbiamo come un argomento che potete leggere anche qua le meridiane naturali, poi abbiamo Claudio Cecotti che presenta, l'anno scorso l'aveva promesso, no? Il centro gnomonico in India di Jaipur. E dopo di lui abbiamo la insegnante Enya Eva Visintin. Enya invece espone qua fuori, no? Che anche lei ha fatto diversi interventi alla nostra conferenza e presenterà la concretezza di questo progetto turistico culturale tra Aiello, il paese delle Meridiane, e Pesaris, il paese degli orologi. E come quarta relatrice abbiamo l'insegnante Roberta Trampus di Gorizia, che ha fatto una bellissima esperienza l'anno scorso con i suoi alunni nella scuola di Cormons, nella scuola Manzoni, la scuola Manzoni di Cormons. Io passerei per il saluto al signor Sindaco e poi cominciamo immediatamente. Buongiorno a tutti e come sempre sono estremamente grato all'amico Aurelio di organizzare insieme alla Proloco, l'amministrazione comunale, questa manifestazione che, come diceva prima, è giunta alla 13ª edizione. Non so se sia un caso, ma è la terza edizione a cui io partecipo e sono 3 edizioni con il sole. Speriamo che mantenga, che il tempo ci aiuti. E io volevo ringraziare voi che siete sempre così presenti e attenti e anche esaurienti nello spiegare qualche cosa che normalmente non si sente da altre parti, almeno per un profano come me. Quindi io vi ringrazio a nome dell'amministrazione di essere presenti. Grazie e buon lavoro.